Amici di Sportisili, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Pillole di Sessa, l'appuntamento che naturalmente come ogni martedì e venerdì vi accompagna nel calciomercato delle squadre siciliane. Naturalmente qui per voi Aldo Sessa che vi terrà compagnia per la prossima mezz'ora. Come sempre leggeremo i vostri commenti e cercheremo di tenervi compagnia anche in un giorno come quello di Ferragosto, che è inusualmente dedicato anche al calciomercato. Tanti gli approfondimenti che terremo qui in questa puntata di Pillole di Sessa, come avete potuto leggere anche sulla nostra introduzione, ci sono delle novità per quanto riguarda Olimpio Moruzan. Ne parleremo durante questa puntata che affronterà anche alcune tematiche riguardanti gli altri reparti del Palermo. Poi, come sempre, ci concentreremo anche sulle italiane di Serie C con il Catania che ha chiuso, sta chiudendo per alcuni colpi in difesa e in attacco, mentre il Messina sta per completare due pedine, sta per chiudere per due pedine importanti per due reparti fondamentali nel gioco di Giacomo Modica, ovvero per il terzino sinistro e per il centrocampo. Poi, come sempre, una panoramica sulla questione Serie D, sul mercato di Serie D con alcune pillole, citando il nostro titolo, proprio sul mercato delle siciliane nel massimo campionato dilettanti. Io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, da Facebook a Instagram a Twitter a TikTok, di seguire il nostro canale YouTube dove potrete trovare tutti i contenuti video della nostra redazione, e poi naturalmente come sempre potete seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere aggiornati su tutto lo sport siciliano a 360 gradi. Come avete potuto vedere in questi giorni abbiamo pubblicato anche alcuni articoli provenienti da alcune squadre di eccellenza, di promozione. Insomma, seguiamo fino nei minimi particolari proprio lo sport siciliano. Allora, partiamo subito con il calciomercato, arrivano già i primi commenti, naturalmente poi vi leggeremo, ma partiamo subito dal Palermo che sta lavorando alacremente per completare il proprio organico alla vigilia di uno scontro in campionato che è la prima partita della stagione, quella contro il Bari che apre la stagione 2023-2024 della Serie B. Il Palermo è uscito sconfitto dalla sfida con il Cagliari, seppur con onore, visto la lotta fino all'ultimo secondo di partita. Poi il match è andato come hanno potuto vedere i tifosi del Palermo, ma naturalmente c'è grande ottimismo per l'inizio della stagione, seppur appunto la rosa deve essere completata in alcuni settori. Uno su tutti, naturalmente, è quello del terzino sinistro. Ci sono, come sempre, diversi nomi sul piatto. Quello più caldo, come ormai andiamo raccontando da diversi giorni, è quello di Nicolò Corrado. Si è allontanato il duo Inter-Sassuolo che era interessato ad acquistare il calciatore. Il Palermo ha comunque diverse squadre che gli fanno concorrenza su Corrado, e naturalmente la Ternana, scusate, ha conoscenza del fatto che in diverse squadre diverse squadre sono appunto interessate al ragazzo, e quindi evidentemente si apre inevitabilmente un'asta su questo calciatore. Naturalmente ci sono altri profili che il Palermo sta vagliando. Si è parlato nelle ultime ore di un interessamento per Falasco, è tornato in auge il nome di Beruatto, soprattutto quello Di Chiara che ha visto allontanarsi la pista Bari, ma che vede comunque vede concreto oltre l'interesse del Palermo anche quello del Parma. Da capire se il giocatore vorrà tornare nella squadra della propria città oppure fare un'esperienza con gli emiliani.
Questo per completare naturalmente un reparto che ormai, a parte il terzino sinistro, non dovrebbe presentare ulteriori innesti, a meno che, come si è discusso in altri diciamo in altri giorni, in altre situazioni di mercato, il Palermo non possa inserire un under nel, reparto difensivo, nel pacchetto dei difensori centrali. Ma questa è probabilmente una situazione che si svilupperà se effettivamente il Palermo vorrà portare a termine quest'idea negli ultimi giorni di mercato. Passiamo al centrocampo, ormai la questione Prati sembra essersi risolta negativamente per quanto riguarda i colori rosanero, benché il calciatore non abbia ancora firmato con il Cagliari, è abbastanza chiara la sua volontà di entrare a far parte della rosa allenata da Claudio Ranieri. Il Palermo si sta guardando intorno come sempre per trovare le alternative adeguate. Una su tutte è quella di Simone Santoro, che sarebbe una bandiera e che potrebbe non ingolfare quella che è la lista A, quella degli over 23, ma c'è un ritorno di fiamma anche per Verre. Il calciatore è certamente andato via con un po' di amaro in bocca, perché avrebbe voluto continuare probabilmente la sua esperienza in rosanero, però si è ben messo in luce il ritiro con la Sampdoria, e quindi adesso riportare in rosanero un calciatore come Verre potrebbe essere complicato. Tra l'altro ha molto ben figurato in Coppa con un assist nella partita poi vinta dalla Sampdoria contro il Sudtirol, e in questo senso comunque il calciatore è nelle grazie di Andrea Pirlo, che valuta molto attentamente questo calciatore. Da capire poi naturalmente gli sviluppi economici dei conti della Sampdoria, e quindi bisognerà capire se la Samp sarà costretta a cedere il calciatore o meno. E poi per quanto riguarda le uscite, sappiamo che si è concretizzata quella di Jeremy Bro, che tra l'altro libera un posto nella lista over. Altri due sono i nomi caldi in uscita, o almeno uno certamente è quello di Samuele Damiani, che è ancora nelle grazie, diciamo, degli uomini di mercato della Triestina, mentre è da valutare questa pista turca per Dario Saric, che ha giocato poi il secondo tempo della partita contro il Cagliari. Non dovrebbe essere il Bari, ma l'Antalyaspor, squadra turca, a essersi interessata fortemente sul ragazzo. Avrebbe, secondo i media turchi, trovato un accordo di massima con il calciatore, eppure diciamo il Palermo tiene botta sul prezzo e non vuole svalutare un capitale della propria squadra. Ma arriviamo in qualche maniera all'argomento caldo di questo Ferragosto in casa rosanero, Olimpio Moruzan. Come detto anche nelle scorse puntate, la pista Moruzan sembrava molto calda per il rosanero. C'era un grosso interesse dal punto di vista del Galatasaray di cedere questo calciatore al miglior offerente. Il Palermo ha fatto un'offerta importante, ma si è inserito il Pisa. Ora, la questione è piuttosto torta e complicata, cerchiamo un attimino di semplificarla. Il Palermo ha diciamo, una sorta di accordo di massima dal punto di vista economico, appunto col Galatasaray. Che tra l'altro avrebbe aperto per quanto riguarda la formula di trasferimento del calciatore, non più solamente in prestito con obbligo di riscatto, ma che, secondo quanto abbiamo raccolto in esclusiva, diciamo, la nostra redazione, avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. E quindi questo cosa significa? Che il vantaggio che sembrava avere il Pisa sul calciatore, che offriva al Galatasaray un obbligo di riscatto, verrebbe meno. Naturalmente sulla formula quindi ci sarebbe un'apertura per quanto riguarda il Palermo, da capire la volontà del calciatore, perché abbiamo visto, come nel caso Prati, abbiamo visto come sia delle volte determinante, ma certamente più il tempo passa, più ci sono chance per il Palermo
diciamo, di ottenere il sì del calciatore e di portarlo in rosanero. Da capire in che settore naturalmente potrebbe giocare Moruzzano nel 4-3-3, verosimilmente all'ala destra, nel 4-3-3 di Corini, seppure abbia delle doti da trequartista piuttosto note agli appassionati di calcio. Quindi di conseguenza Moruzzano è una pista comunque ancora viva, non c'è niente di definito con il Pisa ancora, si aspetta naturalmente di capire quale sarà la volontà del calciatore. Il Palermo si è comunque cautelato con Rigoberto Rivas della Regina, che sarebbe a quanto pare già stato bloccato nel caso in cui non si dovesse arrivare al sì di Moruzzan. Prima di passare al Catania ci sono già diversi messaggi, ringraziamo tutti quelli che hanno commentato già la nostra diretta, ci chiedono della questione caso. In questo momento sembra sinceramente difficile che il Frosinone, scusate, si possa liberare di un calciatore che è stato fondamentale per la promozione del Frosinone in Serie A. Di conseguenza sembra che ci sia andati non oltre in questo momento il pourparlers. Naturalmente bisognerà capire se questo sondaggio, chiamiamolo così, possa evolvere in qualcosa di più, ma al momento è una pista piuttosto complicata. Ci chiedono di Murza, ne abbiamo già parlato, chiedono anche di Falasco, e c'è una domanda su Corini di Mauro Ansaldi, se Corini, ci chiede già adesso se Corini mangerà il panettone da qui alla fine del girone d'andata. Diciamo che è ancora un po' presto per esprimersi, ma certamente la prestazione con il Cagliari al momento ha fornito degli spunti interessanti per l'allenatore del Palermo, per cui lavorare e migliorare quello che sarà la resa della squadra, ma naturalmente è ancora troppo presto per esprimersi in questo senso. E poi insomma ci sono varie domande, purtroppo cerchiamo un attimino di rispondere a tutti. Dice ecco perché hanno bloccato Rivas. Naturalmente Rivas è un'alternativa eventualmente all'arrivo di Moruzzan. Passiamo invece adesso al Catania che come sapete ha concluso il ritiro a Zafferana Etnea e che adesso si preparerà in città per l'inizio del campionato di Serie C. Il Catania ha già completato il parco dei difensori centrali, ma potrebbe fare un ultimo sforzo per portare un calciatore che ormai andiamo diciamo, ripetendo il suo nome da diverse puntate, ma perché in effetti ha ancora un legame molto forte con l'allenatore del Catania, Luca Dabbiani. Si tratta di Alessandro Quaini. Non ci sono stati dei passi avanti nell'offerta del Catania, ma i rossazzurri potrebbero chiudere il reparto con un ulteriore difensore centrale. Questo naturalmente potrebbe diciamo in qualche maniera spostare Castellini sulla fascia. Se così non fosse, invece, il Catania dovrà operare comunque con un terzino destro per completare la batteria degli esterni difensivi etnei, con Rapisarda che sarà naturalmente titolare di quella fascia, ma che inevitabilmente avrà bisogno anche in alcuni momenti della stagione di rifiatare. Di conseguenza si sta pensando a un profilo che si possa innestare all'interno della rosa del Catania. Non c'è una conferma sui nomi, ma sembra che si possa lavorare su dei profili under anche per non ingolfare la lista della Lega Pro e, perché no, anche utilizzare quello che è lo strumento del minutaggio in termini economici per valorizzare alcuni giovani calciatori. Per quanto riguarda il centrocampo, naturalmente in questo momento non ci sono grosse evoluzioni, ma il Catania ha intenzione di prendere il sesto centrocampista, anche perché nel 4-3-3
i soli 5 a disposizione al momento di Tabiani non sarebbero abbastanza, e rimangono caldi i nomi di Simone Tascone, attualmente alla Virtus Entella, ma con un passato alla Turris e al Pescara, e Marco Pinato, che invece è svincolato dopo l'esperienza al Pordenone, ma non è da escludere un'eventuale pista alternativa, così come è successo in altri reparti, qualche nome a sorpresa che sia il direttore sportivo Antonello Laneri, sia il vicepresidente Vince Grella hanno dimostrato di poter tirare fuori il classico coniglio dal cilindro per completare la linea mediana del Catania. Per quanto riguarda invece l'attacco etneo, da sempre si è alla ricerca di un centravanti che possa completare il reparto. Ci sono stati accostati diversi nomi, sono stati accostati diversi nomi all'attacco del Catania. Uno su tutti è quello di Samuel Di Carmine. Di Carmine però ormai da diversi giorni sembrava vicino alla firma con gli etnei, e questa firma ancora non è arrivata. Ecco perché comunque il Catania si sta muovendo e sta battendo ulteriori piste di profili adatti per la Serie C. Abbiamo fatto nelle scorse settimane il nome sia di Alberto Baroschi che di Andrei Galabinov, entrambi prossimi svincolati, uno dal Siena, l'altro dalla Regina. Il nome caldo è invece quello di Luigi Cuppone. È un nome che è stato fatto dalla stampa abruzzese. Sembrerebbe che il Catania abbia fatto un sondaggio sull'attaccante che negli ultimi 3 campionati ha segnato un complessivo di 30 reti, quindi una media di 10 a campionato, di tutto il rispetto, e che è andato a segno nella prima partita del primo impegno stagionale del Pescara in Coppa Italia. In questo momento Cuppone è un'idea, così come è un'idea, anche se piuttosto concreta, quella dell'ex Palermo Mamadou Kanouté. Kanouté è un esterno d'attacco perfetto per il 4-3-3 di Luca Tabiani, ma anche, diciamo, utilizzabile in certi contesti anche da punta di movimento. Il calciatore comunque entrerebbe solo nel caso in cui si riuscissero a piazzare 2 esuberi del reparto offensivo etneo. Il primo è Giuseppe De Luca, anch'esso una seconda punta che si può adattare sia sull'esterno che a fare appunto il centravanti, seppur atipico. L'altro è Giuseppe Giovinco. Su Giovinco abbiamo riportato quelle che sono state le parole in settimana dell'allenatore del Taranto, Capuano, perché si era parlato di un sondaggio dei pugliesi proprio su Giuseppe Giovinco, che in Puglia ha forse avuto la sua migliore stagione con 9 reti in tutto. Ebbene, Capuano ha già smentito l'interesse sul calciatore, pur riconoscendone le doti, perché in rosa ha già presenti diversi profili di rilievo. Di conseguenza non avrebbe a suo dire modo di schierarlo nel suo 11 titolare. Questo comporta quindi una difficoltà nell'uscita di Giuseppe Giovinco. Di conseguenza, finché non usciranno almeno uno di questi due o entrambi questi calciatori, non si potrà mettere dentro un altro esterno d'attacco. Quindi il Catania sta lavorando su un doppio binario sia in entrata che in uscita. Ci chiedono, qua ci sono altre domande sul terzino sinistro del Palermo. C'è il Fadarone del Rosanero, alias Giovanni Faraone, che ci chiede: non capisco cosa ci guadagni il Galatasaray ad aprire al prestito con diritto di riscatto, non si fida del Pisa visto il mancato riscatto dell'anno scorso. È un'ipotesi che ci può stare, ma evidentemente vuole aprirsi il Galatasaray più strade per eventualmente la cessione del calciatore. Passiamo adesso al Messina che ha ormai concluso il ritiro in Calabria, rientrerà domani in città, si allenerà all'Ambiente Stadium, campo del Camaro, che da quest'anno ospiterà i giallorossi come, chiamiamolo, centro sportivo, quindi centro di allenamento.
I giallorossi appunto stanno per chiudere 2 colpi importanti sia per la difesa che per il centrocampo. Il primo è un nome quasi a sorpresa, seppur nelle scorse settimane sembrasse molto vicino a vestire la casacca biancoscudata. Ebbene, è il nome di Giorgio Brogni. Brogni ha avuto quasi un andamento da montagne russe con prima un avvicinamento veramente molto prossimo a quelle che fossero le intenzioni, diciamo, di venire qui in Sicilia a giocare nel Messina. Poi sembrava aver rifiutato la destinazione, anche perché, ricordiamolo, l'Atalanta Under 23 si è costituita proprio in queste settimane e per Brogni ci poteva essere la possibilità di giocare in Serie C, ma vestendo ancora la maglia nerazzurra. Ebbene, adesso sembrerebbe che il calciatore abbia, diciamo, si sia convinto a rimanere, scusate, si sia convinto a partire per Messina e quindi sembra davvero a un passo l'ufficializzazione di questo giocatore per la fascia giallorossa, che andrebbe in parte a completare il reparto e dovrebbe arrivare ulteriormente un terzino destro. Si sono fatti nomi diversi under, ma ci dovranno essere anche delle uscite in virtù degli ingressi a centrocampo. L'ingresso, anzi, a centrocampo, ed è una vecchia conoscenza anche del Palermo. Si tratta di Francesco Arrizzone, ex centrocampista rosanero, che ha esordito in Europa League con la maglia del Palermo nella stagione 2010-2011, ma che poi ha fatto una lunga esperienza in Serie C. Nell'ultimo anno ha giocato con la Turris. Il calciatore, scusate, ha giocato con il Lecco, ma era in prestito dalla Turris. Però il calciatore sembrava avere la volontà di rimanere nel nord Italia. Adesso il giocatore è convinto, sembrerebbe convinto del suo approdo a Messina alla corte di Giacomo Modica, e sarebbe tra l'altro il faro di un centrocampo rimasto orfano di alcuni profili importanti, uno su tutti Oliver Kragel, e bisognerà capire adesso quello che sarà il suo possibile sostituto all'interno della rosa dei giallorossi. Per quanto riguarda l'attacco, abbiamo sempre sostenuto che Plescia è il primo nome e rimane tale in questo momento nella gerarchia degli acquisti per il direttore sportivo Domenico Roma, ma nelle ultime ore si è avanzata l'ipotesi di un possibile dalla Serie B per i giallorossi. È un nome che ancora non è venuto fuori, si tratta solo di un profilo che sembrerebbe ai margini della squadra in cui gioca in Serie B e che sarebbe disposto a venire in Sicilia. Si sono fatti anche nomi di Caturano, Bernardotto, insomma i giallorossi, anche per stessa ammissione del direttore sportivo, Roma non ha fretta di chiudere questa trattativa per portare a casa un centravanti. Non vuole in qualche maniera fare il passo più lungo della gamba, e vuole invece ponderare per bene una scelta che naturalmente condizionerà anche il modo di giocare del Messina nella prossima stagione. Ci chiedono ancora di Corrado e di Caso, come dicevamo in precedenza. Sono dei nomi che sono stati accostati al Palermo. Il primo, Corrado, è il nome caldo per la fascia sinistra. Per quanto riguarda Caso, sembra invece un sondaggio. Naturalmente vi invitiamo a ripercorrere quella che è stata la nostra puntata di pillole di sesso, così da poter rimanere aggiornati su quello che abbiamo detto in questa puntata. Passiamo in chiusura alla Serie D. Ci sono state alcune ufficialità per quanto riguarda le squadre siciliane. La prima e più importante è quella della San Cataldese, che ha richiamato Sante Giacinti, di trentenne centrocampista che era arrivato già nella scorsa stagione, ottobre 2022, ma che poi aveva lasciato a fine stagione. Adesso, dopo una lunga trattativa, la San Cataldese è riuscita a ottenere il sì del calciatore, che è
ritornato quindi a vestire la maglia della San Cataldese. Prosegue invece la linea verde del Ragusa che ha acquistato e ufficializzato gli arrivi di un 2004 e di un 2005. Il 2004 il giovane centrocampista catanese Antonio Virgilito, proveniente dalla Giana Erminio. Per quanto riguarda invece il 2005, si tratta di Antonio Guerriero, mezzala proveniente dalla Real Siracusa l'anno scorso in eccellenza. Quindi prosegue la linea degli azzurri verso una linea verde che possa permettere alla squadra di avere anche dei benefici in termini di valorizzazione dei giovani e come sempre ricordiamo in Serie D c'è l'obbligo di schierare almeno 4 under per ogni partita, e di conseguenza la presenza di giovani calciatori è essenziale nella costruzione delle squadre. Per quanto riguarda invece la nuova Igea Virtus, anch'essa in Serie D, si è chiuso per l'arrivo in prestito del portiere Salvatore Tammaro, portiere classe 2005 proveniente dall'Avellino, arriva in prestito, quindi ci si assicura un under che possa andare a completare il reparto. E in chiusura l'attaccante classe 2004 Diego Ferruzza è ufficialmente un nuovo calciatore del Città di Sant'Agata. L'anno scorso era alla Gelbison dove si è divisa tra juniores e campionato primavera. Bene, non mi resta che salutarvi. Io vi ricordo di seguire tutti i nostri contenuti sulla pagina Facebook, così come sul nostro canale YouTube, di seguire tutti i nostri social insieme a Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, di seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie dello sport siciliano a 360 gradi. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì, verosimilmente andrà in onda qualche minuto prima, forse anche qualcosina in più, in vista della partita tra Bari e Palermo, in modo da tenervi compagnia anche venerdì per raccontarvi il calciomercato delle siciliane a 360 gradi. Non mi resta che salutarvi, di augurarvi ancora un buon Ferragosto e ci vediamo al prossimo appuntamento.